Accolgo questa nomina con grande entusiasmo, ma anche con grande senso di responsabilità. Si apre per il movimento, per la destra, per il nostro territorio, per la destra del tagliamento, una fase nuova del Movimento 5 Stelle. Ai nostri microfoni Mara Turani, nuova coordinatrice provinciale di Pordenone del Movimento 5 Stelle, nominata nelle scorse ore dopo 10 anni di operatività nel partito. Un passaggio di testimone che segna l'inizio di una nuova fase per la forza politica sulla provincia. 10 anni di attivismo, ma sono anche 8 anni e mezzo di consigliatura comunale nelle 2 consigliature Ciriani, quindi mi sono fatta alle spalle, ho l'esperienza sufficiente adesso per affrontare questa nomina. Il rinnovamento serve per dare risposte diverse e soprattutto quello che ci tengo è a fare una politica concreta, perché questo territorio ha bisogno di un'alternativa e il nostro obiettivo è quello di riuscire in ogni comune di questa provincia, quindi partendo da Sacile, arrivare a Magnago, da Spilimbergo, arrivare ad Azzano X, trovare un volto Movimento 5 Stelle in ogni comune affinché ogni cittadino possa rivolgersi per portare le proprie istanze. Turani, dopo aver delineato priorità e obiettivi del suo mandato, si è espressa anche sul tema del ritorno alle province. Noi ci siamo sempre opposti alle province, perché le province per noi sono sempre state un po' dei carrozzoni, diciamo così, dove piazzare anche delle persone, no? Quindi, così come sono concepite, non hanno proprio senso. Se avessero un contenuto reale, avrebbe anche un senso parlare di provincia. Un doppione non serve a nessuno e lo sanno benissimo anche i cittadini.